Fabrizio, abbiamo letto questo libro, L'isola del grano blu, e oggi, grazie al progetto che ha organizzato il Comune e il Pensatore del Greco, incontreremo l'autore Giovanni Calvino. Tra poco scenderemo e faremo delle domande all'autore e mostreremo alcune lezioni fatti durante il tempo trascorso nell'analizzare questo libro. Questo disegno rappresenta la scena in cui Ankur butta Shanti e Ganesh giù dalla barca e i due tentano di arrivare verso l'isola delle Brusi. Questo invece rappresenta il momento in cui Ganesh realizza il fatto che finalmente si sentiva felice di essere libero e grazie alla ragazza che aveva sulle spalle. Questi sono alcuni testi che abbiamo fatto da consegnare all'autore, dove parliamo tramite una pagina di diario immedesimandoci Shanti e Ganesh.